Hanno rotto bottiglie, hanno fatto i loro bisogni un po' in giro, hanno rubato sedie, hanno occupato spazi di altre attività, rovinando anche l'attrezzatura che c'è fuori nei locali. E poi le bottiglie lasciate a terra quasi nascoste o gettate direttamente sulla riva o peggio dentro il fiume. È lo scenario al quale i commercianti di piazza Primo Maggio a Roncade si trovano ad assistere ogni sabato e domenica mattina. La denuncia dall'associazione Roncade Viva, nata per unire, tutelare e promuovere le attività commerciali, artigianali e i servizi del territorio. I protagonisti dei vandalismi, giovani ragazzi che frequentano un locale della piazza e che a una certa ora di notte si spostano sporcando, rompendo e addirittura rubando l'arredo di alcuni bar della zona. La settimana scorsa hanno tentato di dar fuoco all'espositore dei dépliant di un'agenzia di viaggi che sta vicino al mio negozio. Insomma, siamo assediati tutti i fine settimana, alcune signore che erano andate a mangiare in un ristorante lì vicino e avevano parcheggiato la macchina nel parcheggio nei pressi di dove questi ragazzi si trovavano e sono state anche non molestate ma infastidite da questi ragazzi, tant'è che sono scappate via velocemente. Così a Roncade, mentre a Treviso i gestori di un ristorante sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine alle 22 perché allertati a causa della confusione. Ci hanno chiesto la documentazione, che noi avevamo già tutto quanto a posto, pagamento della SIA e documenti vari. E loro si sono anche un po' messi a sorridere, poverini, perché hanno ben altro a cui pensare che a una cena fra amici con un po' di musica di sottofondo. La cosa ci dispiace perché noi stiamo cercando di presidiare questa zona dove sarebbe completamente buia e presa dagli sbandati, come sanno tanti nostri vicini quello che succede qui intorno, soprattutto per avere il CERD proprio qui vicino.